Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento con l'edizione flash del nostro audio-video giornale, edizione veloce come si dice, con le notizie in breve. I carabinieri della stazione di Gemona hanno sorpreso in una sala giochi un rumeno residente in provincia di Monza Brianza sprovvisto di Green Pass. Dal momento che il documento non gli era stato richiesto all'entrata è scattata per lui la sanzione di 400 euro e anche per il titolare che è un imprenditore di nazionalità cinese. La polizia di Pordenone invece ha denunciato per un furto aggravato un pluripregiudicato residente nel Friuli occidentale, autore di un colpo messo a segno nella città, in città nella stazione di servizio di Viale Trieste. Sfruttando un momento di particolare affluenza di pubblico, con l'aiuto di un complice che nel frattempo effettuava un regolare rifornimento, il ladro si è avvicinato alla cassa e nell'istante in cui l'operatore si allontanava con destrezza è riuscito ad afferrare parte del denaro contante, poi per non destare sospetti ha atteso il ritorno del cassiere per pagare il pieno. Gli uomini della polizia stradale del Friuli occidentale, grazie alle telecamere a circuito chiuso ed alcuni testimoni, sono riusciti ad individuare il malvivente. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi, tra questi anche 3 migranti richiedenti asilo, con una percentuale di positività del 2,91%. Sono inoltre 3.703 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 19 casi, pari allo 0,51%. Sempre nella giornata odierna non si registrano decessi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, mentre rimangono 53 gli ospedalizzati in altri reparti. Si sono svolti quest'oggi nell'edificio H3, nel campus di Piazzale Europa, i test di ammissione per le professioni mediche organizzati dall'Università degli Studi di Trieste, che immatricolerà 180 studenti a medicina e chirurgia e 40 a odontoiatria e protesi dentaria. L'Ateneo Giuliano ha gestito l'accesso alla sede della prova dei 361 aspiranti medici e dentisti delle province di Trieste e Gorizia, a cui vanno aggiunti i 221 che hanno sostenuto la prova presso la fiera di Pordenone a partire dalle 9:30 di oggi, attraverso turni scaglionati che hanno garantito ingressi ordinati nel rispetto delle normative anti-Covid-19. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione veloce flash del pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.